Eventualmente dopo le elezioni si può fare un referendum, sentire come la pensa tutta la popolazione del comune di Roncade. Il sindaco Zottarelli, impegnato in mattinata per un incontro con i sindacati, risponde alla questione per punti a partire dalla partecipazione. Dato che stiamo parlando di linee tracciate, una volta che queste sono smarrite si può benissimo cambiare, però questa deve essere una scelta che fa tutta Roncade, che non può essere limitata ad un numero, seppure naturalmente consistente e da rispettare, di cittadini che hanno espresso un certo tipo di opinione. Il progetto, chiarisce, è stato finanziato dalla Regione del Veneto, arrivando terzo su 176 presentati. Sono allo studio, aggiunge, 3 nuovi stalli che si potranno ricavare su via Roma proprio per venire incontro ai commercianti. Sindaco che difende però l'operazione. Poi ci vuole il buonsenso. Questa operazione ha consentito, anche nella revisione delle autorizzazioni ai parcheggi da parte dei residenti, che qualcuno aveva da molto tempo ma ha in realtà un posto auto proprio, consentirà di avere effettivamente quei parcheggi destinati alle attività produttive, commerciali o di servizio. Quello che si è svuotato è il parcheggio, non dico selvaggio, ma comunque diciamo continuativo. Via Roma non ha più la forma che aveva in precedenza di una lunga colonna di auto in perenne sosta. Quindi non si è svuotato il centro, sindaco. Non si è svuotato. Diciamo che non aiuta continuare a ripetere, non si può parcheggiare, non si può venire a Roncade, non si può, così si allontanano, è un po' fare un autogol.